Un giorno di più di 2000 anni fa, il re Alessandro Magno, l'uomo più potente del mondo, visitò la città di Corinto. Alessandro voleva incontrare il famoso filosofo Diogene, detto il cinico. Seguito dal suo codazzo di soldati, funzionari, ballerini, Alessandro cercò il filosofo in lungo e in largo per finalmente trovarlo sdraiato al sole, beato, occhi chiusi, un mezzo sorriso accennato sul volto. Il re si avvicinò, lo salutò e gli rivolse la parola. Io sono il re Alessandro Magno, sono l'uomo più potente del mondo, posso esaudire qualunque sogno. Diogene, dimmi, cosa vuoi? E Diogene rispose: Sienda Alessa, ma fai un piacere, te leva un cazzaro solo, per favore.